ritorniamo finalmente a una questione di organizzazione istituzionale che possa dare risposte ai cittadini di questa regione e farli scegliere loro come viene amministrato il territorio. Verso il ritorno alle province in Friuli Venezia Giulia è quanto auspica il presidente Massimiliano Fedriga dopo il primo via libera alla Camera la proposta di legge costituzionale che modifica lo statuto speciale della regione. Nel testo vengono infatti previsti enti di area vasta, titolari di funzioni amministrative proprie e con organi di elezione diretta accanto ai comuni o città metropolitane e la regione. I voti favorevoli sono stati 150, i contrari 91, gli astenuti 15. È il primo passaggio dell'iter costituzionale che prevede che la proposta passi da ciascuna Camera con 2 successive deliberazioni ad intervallo non minore di 3 mesi. Sì, mi auguro ovviamente che anche il Senato possa votare nei tempi più rapidi possibili. Sono contento e ringrazio ovviamente i parlamentari che oggi stanno approvando la modifica di statuto. Fedriga strizza l'occhio anche alla possibilità di un suo terzo mandato, ma aggiunge è ancora troppo presto per parlarne. Se avessi l'entusiasmo di oggi lo farei, però mancano ancora diversi anni e quindi se avrò lo stesso entusiasmo di oggi mi piacerebbe ovviamente avere la possibilità di rimettermi sotto la valutazione dei cittadini. Però adesso è ancora presto per dirlo, lavoriamo in questo mandato che ci sono ancora tanti anni davanti. Ma per questo si può procedere con legge regionale senza attendere la normativa nazionale. Non c'è dubbio che ci sia il tempo.